Eccoci qua di nuovo insieme a Friuli in diretta. Saluto Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. E saluto, collegata con noi anche Giulia Agostinelli, la segretaria cittadina della Lega, buongiorno. Buongiorno e grazie. Allora, comincio da lei, Giulia, perché abbiamo appena sentito poco fa in diretta le parole della Cisint. Voi avete appena tenuto una conferenza stampa nella sede della Lega di Via Aquileia per in qualche modo proporre le vostre contromosse alla radicalizzazione islamica. Allora, ce le vuole spiegare bene, così anche Sergo si fa un'idea di quelle che sono le vostre proposte? Certo, sì, Anna Maria Cisint e tutto il gruppo della Lega sta facendo uno straordinario lavoro su questo versante, perché l'idea base è semplicemente il rispetto delle leggi e il rispetto appunto delle regole della nostra nazione. Il lavoro che sta facendo appunto l'onorevole Cisint è quello di attraverso adesso anche a un indirizzo di posta elettronica che ha già ricevuto tantissime segnalazioni da parte di tutta Italia per quanto riguarda proprio le moschee regolari. È un lavoro che viene fatto a sostegno diciamo della regolarità, come ho detto prima, e del rispetto delle leggi. Perché ci troviamo di fronte a un numero elevatissimo di moschee irregolari, e quindi come ovviamente ci sono tantissime attività che possono essere, adesso non voglio cadere nel banale, come un'attività di un parrucchiere, un fotografo che vuole giustamente rispettare la legge per iniziare la sua attività lavorativa, deve avere la destinazione d'uso del suo immobile di tipo commerciale. Ci ritroviamo davanti a queste situazioni dove queste associazioni di culto culturali insomma approfittano un po', surclassando la legge, e quindi creano questi incontri, questi momenti di culto loro, anche andando incontro a non rispettare la destinazione d'uso e quindi andando contro la legge. Quello che oggi la Cisint ha proposto è un vademecum per tutte le amministrazioni comunali che vogliono battere queste irregolarità, perché ripeto, si parla di irregolarità. E come la nostra Costituzione parla, l'articolo 8, che di solito tutti si soffermano proprio sul primo comma senza leggere il secondo e il terzo, che ovviamente dice che qualsiasi religione, che c'è libertà di culto, che ovviamente giustamente così deve essere, deve avere anche delle intese con lo Stato. La religione musulmana innanzitutto non ha delle intese con lo Stato e quindi non è regolata da leggi. In più ci ritroviamo anche ad avere delle situazioni di abuso edilizio, perché in questo caso si tratta proprio di un abuso edilizio, dove all'interno si ritrovano tantissime persone, posso dire, a predicare il loro culto, che insomma ripeto è legittimo da Costituzione se precedentemente c'è un'intesa, quindi il rispetto della legge, però fallo con i crismi e seguendo la legge italiana e regolarizzando tutto quello che deve essere regolarizzato, a mio avviso. Quindi questo è semplicemente una voglia di legalità e di rispetto che Anna Cisint sta mandando avanti con fermezza, e insomma vedo che ci sono anche tanti feedback e tanta voglia insomma di legalità. Che mi dice Sergo? Ma a parte invidiare ovviamente i parlamentari della Lega che hanno tanto tempo di girare l'Italia in cerca delle moschee, no, perché c'è un indirizzo mail a cui segnalarlo. No, vabbè, ma è meritevole, voglio dire, è giusto, perché se ci sono delle situazioni da verificare, ovviamente fa parte anche dei consiglieri regionali poi avere quello che si chiama sindacato ispettivo e quindi fare ispezioni per vedere quello che non va sul nostro territorio, per cui lo dicevo sinceramente, l'invidio, perché evidentemente hanno tanto tempo da dedicare a questa vicenda. Però lo dice un po' con sarcasmo, no? Dicendo che forse non... No, per carità, ognuno ha le sue priorità, evidentemente. E giustamente sappiamo che anche l'europarlamentare Cisint ha fatto campagna elettorale su questo, si è fatta eleggere per questi motivi, per cui evidentemente dedica tanto tempo, non voglio dire tutto il suo tempo, però se ci dirà a cos'altro si dedica in Europa saremo contenti tutti quanti. Ma a parte questo, è chiaro che se ci sono delle irregolarità
io e ovviamente il movimento anche di cui faccio parte sono il primo a dire che vanno perseguite. C'è poco da dire. Se ci sono delle irregolarità, qualsiasi siano, è giusto ovviamente intervenire. Dovrebbero farlo gli enti preposti, le autorità preposte. Se non lo fanno, io mi chiederei più che altro perché il Ministero degli Interni, che dovrebbe avere questa competenza, non lo sta facendo. Ricordo anche alla dottoressa collegata con noi che da 4 anni la Lega è al governo di questo Paese. Ricordo che se lo Stato italiano non ha diciamo quella che si diceva prima, no? Una convenzione con la religione islamica, governano il paese da 4 anni, gliela facessero fare in modo tale che poi si può ovviamente stabilire se seguono quelle cose che sono state richieste o meno, altrimenti ci troviamo sempre a parlare delle solite cose, compresi sempre immigrazioni, problemi di sicurezza e quant'altro, con tutte le contraddizioni poi che ci sono anche nello stesso centrodestra. Faccio un piccolo esempio: quando si dice che loro sono contrari all'accoglienza diffusa, no? E quindi vorrebbero più hotspot, ne volevano creare uno a Jalmico, no? Ha fatto tanto discutere la proposta, tirata fuori una settimana fa anche di nuovo dal sindaco di Trieste, che non vuole gli immigrati nel suo territorio, e dice portiamoli a Jalmico. Lui è di Aiello, conosce bene la caserma lì vicino, no? Il sindaco di piazza, benissimo. Poi però ci dicono che se tu li concentri tutti nella stessa diciamo situazione, no? Quindi, c'è problema di radicalizzazione. Allora gli dite di fare pace col cervello oppure abbiamo volontà solo di usare questo tema per fare mera propaganda e lanciare slogan? Etichetta tutto questo come propaganda? No, io etichetto l'iniziativa, come ho detto, è meritevole, perché se ci sono delle situazioni irregolari devono essere perseguite. Sul resto ovviamente il 90% è mera propaganda. Mi dica Giulia. Allora, riprendo un po' sul lavoro dell'Anna Cisint, che non ha bisogno di me assolutamente a difenderle in questo, ma comunque si occupa anche di molto altro, perché come ben sai, insomma, ci sono anche delle commissioni in Europa, quindi lei si occupa dei trasporti, dell'agricoltura e molte altre problematiche che in Europa. E quindi se la Cisint è stata votata e ha preso più di 40.000 preferenze, vuol dire che è un problema reale, c'è un problema sentito dalla popolazione. Se lei ha detto giustamente che comunque la Cisint sta facendo una battaglia che al nostro pensiero è assolutamente valida, perché le persone, e ripeto, l'hanno dimostrato andando a votare la Cisint, ne soffrono, passatemi il termine soffrire, e vuol dire che c'è un problema reale. Quindi, come appunto lei condivide il fatto che se ci siano delle irregolarità, se ci sono delle irregolarità devono essere sanate, ecco, questo è il lavoro che si sta facendo. E abbiamo visto innanzitutto la competenza comunale, perché per cambiare una destinazione d'uso di un locale, di un immobile, lo fai con una variazione, cioè, all'interno del Consiglio Comunale. Quindi le amministrazioni comunali che magari non condividono oppure vogliono lasciare stare la questione di non andare a muovere puzze in queste situazioni qua, dove appunto ci sono questi ritrovi di musulmani che pregano, millantano qualcosa, perché ricordiamoci sempre, non è propaganda, perché penso che ormai chiunque lo possa confermare, perché sono gli imam stessi che lo dicono. Ci sarà una sovversione dell'Occidente, perché il loro obiettivo è quello. Voglio aprire una parentesi di quello che ha detto l'Anna Cisint poco fa alla conferenza stampa. A Verona verrà istituita una scuola per soli imam, per formarli e per fare in modo che in un futuro
e questo non lo dico assolutamente io, ma ripeto, lo dicono anche gli imam stessi, per un futuro creare una sostituzione, e questo lo sappiamo e non possiamo negarlo. Allora noi con le armi, no, ma è vero, perché noi con le armi che abbiamo innanzitutto andiamo a definire la regolarità di queste moschee, di queste situazioni qua, perché se non riusciamo ad avere da un punto di vista legale e rispettoso della legge, allora già vuol dire che c'è qualcosa che non va. Per quanto riguarda l'intesa, sono i musulmani che non vogliono fare un'intesa con lo Stato italiano, e successivamente abbiamo queste situazioni qua che si creano all'interno delle nostre città e ormai della nostra nazione. Quindi diciamo che è evidente la problematica e la gente ne sta risentendo, e grazie che ci siano delle persone che continuino a lavorare su questo versante qua, perché magari la Anna Cisint, essendo stata sindaco a Monfalcone, ha visto una città che ha il 75% di musulmani e vede le donne giovanissime, le ragazze giovanissime che continuano a girare col volto integralmente scoperto. Perché? Perché la religione musulmana dice che la donna è un oggetto sessuale. Allora io, da donna, da ragazza e da quel cavolo che volete, perché scusate che questa cosa mi irrita, non posso accettarlo, perché è questo la piega che stiamo andando avanti. Allora partiamo facendo rispettare la legge in primis. Rispettiamo la legge, la rispetti, ben venga. Perché stava sbuffando? No, vabbè, stavo sbuffando perché anche Vannacci ha preso 500.000 voti e per fortuna l'X-Max non si insegnerà a scuola nel modo in cui vuole lui. Questo per dire e ribadire, torno a ripetere perché è giusto che si capisca bene, siamo totalmente d'accordo di andare a sanare se ci sono situazioni di illegalità, qualsiasi esse siano, anche fomentare odio, istigare ovviamente alla violenza, qualsiasi esse siano, sono cose che non si devono fare e sono cose, ripeto, che si dovrebbero risolvere anche, mettiamolo così, non solo con gli strumenti, come si diceva, con le armi che ha a disposizione la Lega contro questi temi, ma anche prevedendo quella che è l'inclusione e l'accoglienza di queste persone. Perché se no torniamo punto a capo, perché se noi preferiamo avere i ghetti dove non ci deve essere inclusione, non ci deve essere integrazione, non ci deve essere nulla, poi succede esattamente quello che sta succedendo, cioè l'incontrario di quello che vorrebbe la Lega Nord. Purtroppo sono passati 20 anni che vanno avanti con le stesse politiche, ancora non l'hanno capito. Lo capiranno, prima o poi lo capiranno evidentemente, noi speriamo sempre, tanti cittadini li hanno già capiti perché se dal 40% sono passati al 9% anche loro evidentemente qualche problema l'hanno avuto e quindi ci auguriamo solo che prima o poi venga capita anche questa cosa. Lei non crede in questo processo di islamizzazione, di sostituzione in qualche modo dell'Occidente? Io non è che devo credere cioè, lei non pensa a nulla. Io vedo ipotesi... quello che è il nostro paese. Io vedo che da quando c'è questo governo, prima entravano 20-30.000 immigrati in Italia, nel 2023 ne sono entrati 130.000. Come sbarchi, solo sbarchi, lasciamo perdere la rotta balcanica, lasciamo perdere tutto il resto, solo sbarchi. Dovevano fare il blocco navale, non l'hanno fatto. Dovevamo bloccare gli immigrati, non li stanno bloccando e allora io non lo so se devo credere più a una volontà dei musulmani di venire a sostituire il popolo europeo complessivamente o se credere che a qualcuno evidentemente fa comodo importare determinate situazioni nel nostro paese giusto per alimentare la propria propaganda. Questo è il mio pensiero. Prego. Rispondo, nel 2023 nel 2024 gli arrivi in mare sono stati 66.000 e qualcosa e quindi un calo rispetto al 2023 del 57%. E questo è quello che il governo, fa. Questo è quello che il governo... ma lei ha detto però il contrario prima. No, io ho detto 2023.
Io ho detto Ok, 2023, allora dico... 133.000 ok. sbarchi, tant'è che lei dice che nel 2024 li avete dimezzati, ma voi non potete decuplicarli e poi dimezzarli, perché altrimenti siete sempre sopra il doppio rispetto a quello che facevamo prima. Prendi i dati del 2018, quando c'era il governo Conte 1. Ministro Lamorgese. No, quello del governo Conte 1, dove c'eravate anche voi, ma vedo che non ve lo ricordate più, e i dati non arrivavano neanche a 20.000. Allora, se mi dite che da 20.000 siete passati a 130 e volete sentirvi dire bravi perché adesso siete a 60.000, io ve lo dico, bravissimi. Però avete triplicato gli sbarchi che c'erano nel 2018. Questa è la realtà. E in un anno li avete praticamente sestuplicati. Quindi questi sono i dati, se vogliamo tirar fuori il cruscotto che tutti quanti possano andare a vedere, dati, sbarchi, immigrati in Italia. E sul discorso del dimezzamento, a me va benissimo, sono sempre 66.000. Siete stati eletti, avete preso qualcosa più di 40.000 voti nel 2022, un po' più di 40.000 voti anche su questo tema qui, dicendo blocco navale, lo diceva la Meloni, un altro partito probabilmente, forse voi non lo condividevate a questo punto, diceva vogliamo il blocco navale, dobbiamo fare la guerra a tutti gli scafisti in tutto il globo terracqueo. Sì, ecco, le uniche guerre che io vedo sul globo terracqueo sono quelle contro la flottiglia, ovviamente non del governo italiano, però insomma. Sì, e le ricordo allora un'altra cosa, che il nostro ministro sta subendo un processo che è arrivato fino all'ultimo grado di giudizio proprio per questa cosa qua, per impedire gli sbarchi irregolari, rispettando l'articolo 52 della Costituzione. Quindi vuol dire che noi come Lega e come governo, soprattutto quando c'era Salvini al ministro degli interni, al Viminale, insomma qualcosa ha fatto e abbiamo visto le ripercussioni che ha avuto nel farlo. Quindi adesso non è che si sta qua magari a parlare di numeri contro numeri, perché sa benissimo il nostro punto di vista e la nostra visione delle cose, perché noi siamo contro al business degli esseri umani, che è quello che abbiamo sempre voluto fermare, senza parlare della rotta balcanica, perché ovviamente sa benissimo cosa subiscono queste persone per arrivare fino in Italia passando per la rotta balcanica. Quindi qua si parla bloccando i passeur al confine, e siamo riusciti anche con Piantedosi a ribloccare Schengen. Quindi noi stiamo facendo un lavoro straordinario, e sa benissimo la difficoltà comunque che ce n'è dietro. Quindi io penso che da questo punto di vista non si può dire assolutamente nulla, al mio avviso. Per quanto diceva prima invece un appunto che volevo fare, che ha iniziato subito il suo discorso dicendo che noi prendiamo la palla al balzo perché dobbiamo farli integrare. Queste persone non si vogliono integrare, non si può continuare a difendere e a darci contro di noi perché noi siamo i razzisti, perché noi siamo così, perché noi siamo colà, quando vogliamo solo rispettare la legge. Queste persone, la maggior parte delle persone, perché io non sono qua a far di tutta l'erba un fascio, perché io sono la prima che rispetta, come penso tutte le persone che abbiano un minimo di buon senso, che rispettino quelli che vengono qua, lavorano, pagano le tasse e vogliono integrarsi con la nostra cultura, pur rispettando ovviamente, magari se sono di altre religioni, la cultura italiana e le nostre abitudini. E stiamo parlando di due cose diverse, perché coloro che non si vogliono integrare sono quelli che poi successivamente si porta ad avere delle problematiche, e riprendo il discorso che ho fatto inizialmente su andare contro la legge, non rispettare la legge, irregolarità, abusi edilizi, allora, perché cosa? Giulia, prima di tornare sul tema sicurezza, perché ci sono degli aggiornamenti e dei nuovi eventi in città, la domanda è diretta: voi presentate questa iniziativa per in qualche modo mappare le moschee irregolari, segnalarle alle amministrazioni perché poi applichino la legge. Ecco, le chiedo, lei è sentore che ce ne siano anche a Udine? Ce ne sono, è già stato fatto un accesso agli atti, l'accesso civico, che insomma è disciplinato dalla legge e si può fare senza ulteriori motivazioni e richieste. E a Udine ce ne sono, una è per dire appunto che è regolare perché era passata tra l'altro nell'amministrazione precedente, e ce ne sono altre 3 che risultano non esserlo, e adesso stiamo facendo degli accertamenti.
Ok, allora, poi la faccio rispondere perché sbuffava anche questa volta, l'ho vista Sergo. Dopo la pubblicità però, perché prima dobbiamo tornare sul problema sicurezza. Intanto ci avverte il collega Francesco Pezzella che in tribunale ci sarà una direttissima fra poco per un'altra rissa scoppiata ieri sera. Ma è abbastanza impressionante quanto accaduto in via Martignacco. Andiamo a farcelo raccontare da Omar Costantini. Sì, grazie Giorgia, siamo proprio all'inizio di via Martignacco, all'altezza quasi dell'ospedale civile di Udine, dove in una villetta laterale di via Martignacco tra martedì e mercoledì è venuto un grave episodio di cronaca. Una donna di 70 anni presa di mira da 3 malviventi con marcato accento balcanico che sono entrati all'interno della villetta, hanno proprio sequestrato in tutti i sensi la donna e da lì si sono fatti consegnare le chiavi della cassaforte. Una volta ottenuto quanto volevano hanno rovistato in lungo e in largo all'interno della villetta, aprendo la cassaforte e portando via tutto quello che hanno potuto trovare. Da quanto sappiamo il danno e soprattutto il furto supera le decine di migliaia di euro. La donna si trovava in casa sola perché il marito in questi giorni è ricoverato in ospedale. La donna si trovava, ripetiamo, in casa sola in compagnia del cagnolino. È stato lo stesso ad avvisarle in un certo senso che qualcosa di strano stava accadendo e praticamente si è trovata davanti ai malviventi. Da quanto abbiamo potuto capire, la stessa poi, ripeto, è stata messa sotto sequestro, cioè bloccata da uno dei 3 malviventi, ripetiamo, parlavano bene l'italiano ma con un marcato accento balcanico, e mentre uno teneva a bada la vittima, gli altri 2 operavano indisturbati per fare razzia in lungo e largo. La donna tra l'altro più volte si è sentita male, potete solo immaginare, ha chiesto un bicchiere d'acqua per poter riprendersi dallo shock e da quanto stava vivendo in presa diretta. Uno dei 3, diciamo così, un po' più tranquillo, ha preso un bicchiere d'acqua, gliel'ha passato dicendo stia calma che poi noi usciremo e la lasceremo sola. Chiaramente sul posto, poi appena che è terminato il blitz, la donna è riuscita a riprendersi dallo stato emotivo, a chiamare immediatamente i soccorsi attraverso il proprio telefono della linea fissa e immediatamente è giunta la pattuglia dell'Arma dei Carabinieri che ha immediatamente avviato le indagini di polizia giudiziaria per capire soprattutto chi sono i 3 e per cercare di identificarli anche attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti sia all'interno che all'esterno. Chiaramente non c'è stato detto esattamente il punto dove è avvenuto questa rapina, perché doveva parlare di rapina vera e propria, però sappiamo che è una laterale di via Martignacco. Via Martignacco parte praticamente il chilometro 0 dove ci troviamo noi e praticamente va verso poi Passons, dunque sono circa 2,5 chilometri di rettifilo. Vedremo se riusciremo, nella speranza magari anche di sentire qualche voce, però come puoi vedere dalla documentazione che vi sta fornendo in questo momento Alessandro Fierbonte, più che altro si trovano persone che magari si sono fermate qui al bar, gente che non ha niente a che fare con non solo il caso chiaramente, ma che non abitano qui, ma sono qui perché hanno un momento di pausa per quanto riguarda il loro lavoro. Sappiamo che poi gli udinesi sono un po' restii a parlare, però noi ci proveremo, insomma è il nostro lavoro. Quello che ci auguriamo è che i malviventi vengano rintracciati prima possibile. Da vecchio cronista di provincia, se mi è permesso il termine, è sicuramente gente che sapeva come operare, dove operare e come entrare. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie Omar, torneremo da te se ci saranno aggiornamenti. Allora facciamo un piccolo break, poi torniamo sul tema caldo in questi giorni della sicurezza in città. L'Agostinelli è stata citata anche a Ring mercoledì scorso per aver partecipato alla manifestazione di Edi Speranza, ne parleremo tra poco. Di nuovo insieme a Friuli in diretta. Allora, ci eravamo lasciati con, citando Speranza e Giulia Agostinelli, che è stata citata, dicevamo, a Ring mercoledì per aver partecipato alla manifestazione di Speranza. Allora, andiamo a ascoltare un pochino quello che è emerso e poi ne parliamo. Ma qui stiamo parlando che questi ragazzini non si possono difendere
da queste persone che sono belve secondo me, anche se sono giovani, sono cattivi veramente. Il tema della sicurezza è molto dibattuto di recente in città a Udine, con Ring che ha dato voce anche ai nuovi comitati di protesta, dal tenore evidentemente diverso, ma uniti nel cercare di contrastare alcune difficoltà dei cittadini. Nei nostri studi Eddie Speranza ha ribadito come sia necessario fare qualcosa di concreto e presto. Cercherò di fare qualcosa per aiutare questi ragazzi, naturalmente non con la violenza. Poi quanto riguarda i coltelli, le cose, io non ho detto che tutti noi dobbiamo avere un coltello, assolutamente, poi io sono contro la violenza. Volevo soltanto far capire che se la gente pensa di portarsi via un'arma, che potrebbe essere il paletto del selfie, un pettine con la punta, cioè qualcosa per potersi difendere, vuol dire che la gente ha paura. Perché se ti trovi in una strada e ti trovi 5-6 persone del genere, ma anche 2, al buio, cosa fai? Fai la preda, devi stare fermo. Cioè, io quello volevo dire. Retromarcia, soltanto parziale in realtà, sulla frase contestata sul girare con i coltelli, criticata aspramente anche dal sindaco De Toni. Ci siamo capiti male, io non è che vado in giro con un coltello e non è che regalo il coltello a mio figlio o agli amici di mio figlio, assolutamente. Dico soltanto perché quando io parlo di coltelli è un problema e quando i coltelli si vedono veramente, tipo lo grappolo d'oro, tipo 1000 cose che sono successe, i coltelli degli altri invece non fanno rumore quando io parlo di coltelli. Di fronte a lui Mario Cecchini, che per Viale Ungheria cerca una via diversa, quella di cacciare gli spacciatori ricomponendo il tessuto sociale, vivendo il quartiere in strada come avveniva solo qualche anno fa. Ormai qualcuno faceva fatica lì nella primo pezzo di Viale Ungheria a uscire anche di casa, perché questi spacciavano sugli gradini, proprio sull'ingresso. C'erano macchine che giravano a cercare quelle cose lì. Come si è un attimino stabilizzata Via Leopardi, questi sono tutti arrivati nella prima zona lì e nel parco Martiri delle Foglie. Si sono spostati, in poche parole. Che noi vogliamo, diciamo, riportare Via Ungheria quella che era 3 anni fa, quando vedevamo sotto i portici passeggiare tutti i pensionati, sedersi al bar, il parco, quello che adesso non riescono più a fare. Ecco, oggi tra l'altro ci sarà questa sorta di presentazione di questo nuovo comitato che nasce in Viale Ungheria con l'idea, diciamo l'obiettivo di riportare in strada le persone per in qualche modo mandarvi gli spacciatori, cioè occupare i marciapiedi, i parchi, le panchine di persone civili, di residenti, di insomma abitanti della zona, per in qualche modo fare sì che questi altri si spostino. Questa è un po' la finalità. Allora, parto da Giulia. Sicuramente avrà sentito anche lei, insomma, qualcuno ha detto i politici si dovevano astenere dalla partecipazione a questa manifestazione, insomma la minoranza partecipando in qualche modo appoggia la violenza, eccetera, eccetera. Lei come risponde? Allora, io rispondo nel senso che secondo me, ok, i politici magari possono essere il tramite tra la cittadinanza e le istituzioni per portare delle soluzioni concrete o cercare di portare delle soluzioni concrete. Io sono andata alla manifestazione di Eddie Speranza come al corteo comunque che era stato fatto successivamente purtroppo alla morte di Tominaga, come in primis ho sempre detto e ricordato come privata cittadina, perché è una causa che io sposo, la causa delle sicurezze. Soprattutto negli ultimi anni Udine sta vedendo un crollo e, come ho sempre detto e ribadito, ma penso anche dal servizio che avete appena riportato, tutti sono stanchi. Io mi meraviglio ancora come ci sono delle persone che continuino ad attaccarci, e parlo in plurale nel senso anche per delle persone che stanno organizzando delle manifestazioni del tutto pacifiche, che utilizzano magari dei termini di provocazione, perché io vorrei dire, magari Speranza in questo avrà sbagliato a dire usciamo con le lame, ma se avesse detto usciamo con lo spray peperoncino, non penso avrebbe fatto lo stesso scalpore, no? Quindi io dico, ovviamente, ripeto, certe modalità, certe frasi non sono concepibili, perché noi siamo contro qualsiasi tipo di violenza, anzi chiediamo con forza e per essere ascoltati, per
evitare di arrivare a tutto ciò dall'altra parte, non ovviamente noi, perché le manifestazioni, i cortei che sono stati fatti sono delle manifestazioni, ripeto, per alzare la voce e per difendere i nostri figli e noi stessi, e ovviamente anche le persone, come quello che sta succedendo, che sta adesso in Viale Ungheria, che siamo arrivati al punto di organizzare delle passeggiate, quindi più persone insieme, per evitare di non lasciare spazio a queste persone, a spacciatori, a delinquenti, a quel che siano, per ridar vita a un quartiere, a una via come Viale Ungheria, che purtroppo, e ha ricordato bene, me lo sono segnato, 3 anni ha detto, un residente che penso abbia anche un'attività in Viale Ungheria, un residente ha detto 3 anni, perché la domanda che faccio sempre io, che poi ci dicono sempre avete governato la città per 5 anni, sì, abbiamo avuto il Covid, abbiamo messo delle fondamenta perché c'è un articolo del TUEL che disciplina tutte le competenze che il sindaco e la giunta possono fare per contrastare determinati fenomeni, quindi ok, la competenza sulla sicurezza regionale, nazionale, assolutamente, ma con un lavoro, con un collegamento insomma a tutti i livelli di istituzione si può arrivare veramente a qualcosa. Il problema è che qua non si ha voglia di affrontare il tema, e bisogna riconoscerlo, perché questa amministrazione non ha mai avuto la voglia di affrontare questo tema. 2, lo riconosciamo con un dato che è quello dell'assessore alla sicurezza. Noi abbiamo dal primo giorno di governo avevamo un assessore alla sicurezza, qua abbiamo dovuto aspettare delle tragedie perché arrivasse un assessore che prendesse il nome, la delega di assessore alla sicurezza partecipata, quindi già qua capiamo la non voglia di questa amministrazione di sostenere queste cause in primis, ed è proprio per questo che nascono questi comitati da persone che vivono la città e lavorano la città quotidianamente, ma ci rendiamo conto, 3 anni fa, come ha detto il signore, non si vedevano ogni giorno sul giornale, ogni giorno in TV, delle disgrazie, delle problematiche, delle rapine, dello spaccio, della delinquenza e di tutto e di più, accoltellamenti, non si vedevano. Facciamo veramente, riusciamo a essere un po', Dio santo, giusti, no? Dico io. Che mi dice Sergo? Non si vedevano o non si volevano vedere? Perché faccio una domanda. Va contro ai giornali, va contro i giornalisti, perché penso le faccio una domanda. Le faccio una domanda. Quando ha chiuso il McDonald's in via Roma a Udine? Ma stiamo parlando di una Quando ha situazione... chiuso il McDonald's in via Roma Udine, che aveva problemi di spacciatori all'interno, c'erano problemi di gente che nascondeva la droga sotto i tavolini del McDonald's, doveva chiudere i bar e tutto quanto. Che data era? Se lo ricorda? Che data era? Se lo ricorda? Certamente, e appunto per quello... Chi governava la città di Udine in quel periodo? È la risposta. Chi governava la città di Udine in quel periodo? Riesce a farmi una risposta? Una domanda le ho fatta. Basta. Chiuso. Appunto. Chiuso. Chiuso. Governavate voi, punto. Quindi sono cose che succedevano tranquillamente anche dopo che governavate voi, dopo 3 anni. È vero? Benissimo. Allora, questo solo per inquadrare un attimo la situazione, perché poi giustamente c'è l'articolo 2 del TUEL che dice che il sindaco, l'amministrazione comunale e la polizia locale possono fare determinate cose. Poi c'è ovviamente la legge italiana che prevede che la sicurezza dovrebbe essere in capo al Ministero degli Interni, e guarda caso da 4 anni governa la Lega, sempre per ricordarlo a tutti quanti, e ovviamente dovrebbero essere le forze dell'ordine a tutelare la sicurezza dei cittadini, percepita o meno che sia. Poi se noi abbiamo questori che ci dicono che la situazione migliora a livello di reati e aumenta invece l'insicurezza percepita dai cittadini, perché quella sì, ne parlavamo e ne abbiamo parlato spesso anche in questo studio, quando si dice sì, 3 anni fa, 4 anni fa la gente non faceva i post su Facebook, non c'erano le foto, non c'erano i video, non c'erano tante cose, succedevano magari casi come questi. Io ho avuto i ladri in casa più o meno 30 anni fa,
ok? Ma non avevo Facebook per dirlo a tutti quanti, non sono venute alle televisioni a sentire me o la mia famiglia per chiedermi come stavo o come non stavo, e probabilmente gli altri 99.000 residenti di questa città non venivano a sapere di quello che è successo a casa mia, se ne accorgevano se gli succedeva in casa. Ed erano tanti, glielo posso assicurare. Comunque io abito a Udine Nord, non abito né nei ghetti né in via Roma o dove volete voi. E allora sono cose che possono succedere. Come e perché succedono queste cose sono le domande a cui la politica dovrebbe rispondere, ovvero: perché uno va a rubare? Iniziamo a chiederci questo. Qualcuno se lo sta chiedendo? No, Agostinelli, gli viene mal di testa perché ovviamente nessuno gliel'ha mai chiesto, perché lei non si è mai posta questa domanda. No, perché evidentemente secondo lei c'è gente che ha una laurea, va in giro, va a rubare, si diverte per comprarsi il SUV. Questa è la prima cosa. Questa è la prima cosa. Non lavorare, non si può giustificare una cosa del genere. Ma chi ha detto che deve giustificare? Io ho chiesto se lei si è mai chiesta perché. Io gli ho mai chiesto perché la gente va a rubare. Perché la gente spaccia? Se l'è mai chiesto lei perché la gente spaccia? Perché evidentemente ci sono i clienti. Perché ci sono i clienti? Evidentemente c'è un disagio sociale. E allora questo disagio sociale volete dipingerlo solo come disagio di Udine? Va benissimo, fatelo, continuate a farlo. Fra poco si diceva che c'è una rissa anche ieri, no? Sì, Viale Leopardi, ieri sera. Perfetto, sì. Una settimana fa ce n'è stata una a Pordenone, 10 giorni fa ce n'è stata una a Trieste. E allora, se vogliamo parlare di questa cosa, innanzitutto iniziamo a togliere di mezzo, tra virgolette, la questione Udine, perché non è una questione solo di Udine, io questo voglio farvi capire. Non riguarda solo Udine. Perché se le risse ci sono, i cosiddetti Maranza ci sono a Trieste, ci sono a Pordenone, ci sono ovviamente a Udine, eccetera, è un problema generale. Lei ha ragione, però noi abitiamo qui, no? No, quindi per quello noi ci focalizziamo sui posti che frequentiamo. Per l'amor di Dio, guardi che quest'estate si è letto ovviamente sui giornali, è stata presa di mira la villa del sindaco di Udine a Tricesimo. Ok? È ovvio che non è il comune di Udine in quel caso, è Tricesimo. Io abitavo a Tagnacco, quindi se noi ci limitiamo a parlare solo di Udine, benissimo. Poi a Udine c'è un problema? Sì, qual è il problema? Quando 7 mesi fa, più o meno, ormai quello che è, sono state istituite le zone rosse, no? Io avevo detto una cosa sola: vedremo alla fine se la città sarà più o meno sicura, perché è inutile dire se una zona rossa serve o non serve, devi valutare per quello che effettivamente è servita. E ora dovremmo chiedere ovviamente a tutti i cittadini: è servita quella zona rossa? No, a cosa è servita quella zona rossa? A spostare il problema da via Leopardi a via Ungheria, esattamente quello che si diceva quella volta. Perché se poi adesso noi risolveremo anche benissimo il problema di via Ungheria, ma se noi non andiamo a monte con la risoluzione dei problemi, ci ritroveremo che da via Ungheria il problema si sposterà a Chiavris, si sposterà poi in via Levat, si sposterà a Tavagnacco, si sposterà a Tricesimo, e cosa avremo risolto? Nulla, perché ovviamente, anzi, se poi lasciamo perdere il presidio delle zone che inizialmente dovevano essere tutelate e messe in sicurezza, raddoppieremo i problemi della città invece che risolverli una volta per tutti. Che mi dice Agostinelli? Mi fa piacere che Sergo comunque capisca che ci siano delle problematiche, come ha detto che la cosa si può spostare a diversi quartieri della città, quindi già questo insomma abbia detto che ci siano delle problematiche che se non vengono tamponate si sposta. C'erano anche quando governavate voi, Ma no, io allora, adesso stiamo parlando di adesso. Noi abbiamo sempre avuto come priorità la sicurezza, come priorità il tamponare determinate situazioni, cercando insomma di rimanere nelle competenze comunali e poi chiedere alla regione, chiedere al governo giù a Roma. Quindi questa è la nostra priorità. Quindi ripeto, mi fa piacere che lei riconosca che ci siano quindi dei ghetti, come ha definito lei, che poi se non vengono tamponate queste situazioni portano a problematiche, in altre zone, delle problematiche in altre zone. Quindi il mio problema è
riusciamo a contrastare in qualche modo queste cose senza che i cittadini ogni settimana si sveglino con l'ansia, dicono facciamo un comitato per organizzare delle camminate in 15-20 di noi per avere più forza, per non lasciare i porticati di Via Ungheria nelle mani di queste persone? Ma secondo lei, ma secondo lei, no? Come chiedete di segnalarvi le moschee irregolari, no? Adesso vi do un consiglio, fate una mail dove segnalate e chiedete ai cittadini di segnalare le situazioni di spaccio. Ma ci dovrebbe essere la sicurezza partecipata, no? Quello che ogni cittadino dovrebbe già fare di suo, esatto. Perché se uno vede sui gradini gente che spaccia, vuol dire che fa un numero di telefono e a quel numero di telefono non gli viene data risposta, perché se il giorno dopo trova lo stesso spacciatore che continua con gli stessi clienti, evidentemente c'è un problema di forza dell'ordine o no? O no? Ma su questo, sul problema delle forze dell'ordine, è un'altra cosa. Adesso, è un'altra cosa. Sì. I concorsi da Roma verranno inviati, delle nuove... no, allora, però è inutile. Cioè, come dice, allora, ha chiuso il McDonald's, va bene, abbiamo fatto il blitz, però poi dobbiamo vedere anche la mancanza dei clienti. No, ha chiuso per i fuori suoi McDonald's. No, vado a vedere un articolo del 2021 e vede anche le motivazioni per le quali ha chiuso il McDonald's. Comunque questo era solamente per puntualizzare precedentemente la cosa. E successivamente sì, quello sulla mancanza delle forze dell'unità delle forze dell'ordine è un lavoro che si sta facendo. Sono arrivate diverse unità anche militari da Roma, mandate dal governo, e verranno istituiti dei concorsi per i vigili, per la polizia locale, come avevamo fatto noi, che abbiamo fatto un concorso per 90 agenti di polizia locale. Quindi certo, quell'incremento lì, però poi oggi leggiamo il giornale e la polizia locale vuole fare uno sciopero perché non ha le divise adeguate, il malfunzionamento dei taser, eccetera. Quindi dobbiamo anche cercare di capire e voler affrontare determinate problematiche per poi mettere in tutte le condizioni adeguate le forze dell'ordine per poter agire, perché è una situazione delicata, soprattutto a Udine, e giustamente abitando a Udine io difendo questo. Ma infatti, governate da 4 anni, noi aspettiamo. Cioè, i cittadini di Udine aspettano, governate da 4 anni, cioè, non è un problema, noi siamo qua, aspettiamo, fate con calma, mandate i poliziotti ai confini sulla Casa Rossa a Gorizia a verificare se uno gli dà i documenti reali oppure no, mentre sappiamo tutti benissimo, lo sa anche il sindaco di Gorizia, che i veri ingressi arrivano da altre parti. Tant'è che l'assessore Scocimaro, lei lo saprà, ha ha messo in atto insieme al Corpo Forestale di Belluno il pattugliamento dei confini con 2 cavalli. 2. Per 5 giorni hanno pattugliato noi abbiamo chiesto ci dica almeno cosa hanno trovato questi reati, perché abbiamo anche il pattugliamento dei confini con 2 cavalli sul Carso, che un cavallo lo vedi a 15 km di distanza se vuoi entrare da un'altra parte. Ma avete messo le fototrappole, avete messo i cavalli, non lo so, ieri sera si discuteva, qualcuno metterà anche i droni. Di Udine in questo momento, sì, ma il vostro problema non è l'immigrazione clandestina che viene dalla rotta balcanica, o no? Io penso io ad oggi sono commissaria di un partito della città di Udine e penso alla sicurezza in primis della mia città. Chi sta amministrando la città di Udine? Mi risponda. Ma infatti, sì, il centrosinistra. Bene, vediamo Sergo. No, perché la sicurezza spetta al governo, allora dovremmo mettere in mezzo anche la regione, ma che governa da 7 anni, ma ovviamente c'è il Ministero degli Interni e ripeto, sono 4 anni che governate il Ministero degli Interni, va bene. Allora, se la colpa è del sindaco, è del sindaco che non dice al questore, se non dice al prefetto, visto che i tavoli sulla sicurezza si fanno ogni 2 per 3, l'ultimo penso una settimana fa. Sicurezza, che va una volta ogni 6 mesi, esagerando. Non va neanche. Ma se la colpa... Perfetto, ma scusi, ma secondo voi la colpa è del sindaco, giusto?
Perché cosa non farebbe il sindaco secondo lei? Non direbbe al questore guarda che c'è un problema di sicurezza in città, giusto? Ma allora il questore secondo lei prende gli ordini dal sindaco o li prende direttamente o dal ministero o da chi per lui insieme ai suoi collaboratori? Cioè deve essere il sindaco a dirgli guarda che forse c'è un problema di sicurezza. Quando il questore viene nelle conferenze stampa e vi dice guarda che non ci sono reati in aumento, allora, forse veloce, cosa si deve sentire dire un sindaco? Dica. Non lo so. No, stiamo un po' andando fuori tema, nel senso che non è che il sindaco... sì, perché non è che il questore deve fare quello che dice il sindaco, no. Però il sindaco può avere delle... soprattutto quando... Ma gli hanno rubato in casa? Avrà telefonato al 112, no? Ma Sergo. No. Sì, ma cosa dobbiamo... quindi... Quindi che? Dov'era il Si sarà questore lamentato, lei dice, dal quando questore? gli rubavano in casa? L'avrà avvertito che gli stavano rubando in casa o no? O come glielo doveva dire? Doveva mandare la mail? O doveva mandare una mail alla Cisinte e dirgli guarda mi hanno rubato in casa? No, non lo so. Ma cosa c'entra? Dai, per favore. Il sindaco comunque è un ufficiale Fate quello di che governo. dovete fare, che sono 4 anni che dovete tutelare la sicurezza degli italiani. Fate quello che dovete fare. Grazie. Quando lo farete vi ringrazieremo. Grazie. Lo stiamo facendo con molta difficoltà. Lo stiamo facendo. Noi abbiamo governato 3 anni. La prima... detrazioni fiscali che... Il Movimento 5 Stelle ha governato 3 anni, anche se per qualcuno si dice che ha governato per 40 anni, perché pare che ogni cosa in questo paese che non funzioni l'ha fatto il Movimento 5 Stelle. Noi in 3 anni. Lei il primo intervento che ha fatto ha detto noi avevamo il Covid e noi no evidentemente. Va bene. Sto parlando di Udine, che è diverso comunque rispetto a una nazione. Governando con certo. due Cosa siamo? Un'isola felice, come diceva Ceccotti, non lo siamo più da 30 anni. Da quando c'era la strage in via Lungheria. Da quando c'era la strage in via Lungheria. Da quando c'era la strage in via Lungheria che Udine non è più un'isola felice. Ecco, ne riparliamo, va bene? Tony dice che è un'isola felice Udine, è questo il problema? Va bene. No, felice è il suo nome. Grazie Giulia Agostiniani per essere stata con noi, grazie Cristian Sergo, vi mando a pranzo, va bene? Grazie Vedendo a voi. questo